vi diamo il benvenuti all'ultima giornata di trasmissione della settimana. Ovviamente, come ogni giovedì, l'appuntamento tradizionale con Giovani al Voto, trasmissione che abbiamo ripreso dopo tante richieste la scorsa edizione. L'abbiamo posizionata il giovedì e dato un grande successo. Anche quest'anno, ogni giovedì, andremo in onda con Giovani al Voto, con tanti giovani che ci stanno venendo a trovare. Come avete visto, sono tanti i ragazzi che ci sono venuti nuovi, new entry, che sono entrati nelle nostre trasmissioni. Abbiamo anche espatriati da Trieste, come in questo caso, per cui abbiamo anche la possibilità di confrontarci a livello non solo locale ma anche regionale, a scoprire nuovi territori e nuove opportunità. Proprio per questo, ripresento in ordine alfabetico, diamo il benvenuto a Riccardo Brigante, consigliere comunale della Lega Monfalcone, nonché ovviamente esponente della Lega Giovani. Ciao Riccardo. Ciao Luca, grazie per l'invito e buonasera a tutti. E diamo il benvenuto anche a Francesco Spanghero, ovviamente un altro amico di Trieste Caffè che ormai ci viene a trovare da tempo, esponente del gruppo del Movimento 5 Stelle a Trieste, del gruppo Giovani. Benvenuto responsabile Giovani Trieste, dico bene? Sì, esatto, grazie Luca, ciao e buonasera a tutti. Beh, ovviamente il primo tema non può essere che quello ovviamente della bocciatura da parte della Corte Costituzionale, terzo mandato ovviamente per il Trentino Alto Adige, che evidentemente insomma poi lo estendeva anche a tutte le regioni speciali come Friuli Venezia Giulia, per cui al momento il presidente Federica, ma anche il sindaco di Piazza, evidentemente, per quanto il sindaco di Piazza non era granché interessato, perché, e anche Ziberna, ma anche Ziberna ha detto che non era molto interessato al terzo mandato, perché sembrerebbe che anche Ziberna come di Piazza insomma, passeranno la mano al prossimo giro, però effettivamente soprattutto Massimiliano Federica era interessato al terzo mandato perché avrebbe voluto fare poi un terzo giro di giostra in regione. Ovviamente non posso che chiedervi un vostro commento, se siete favorevoli o meno al terzo mandato, e cominciamo subito. Riccardo, prego. Allora, io naturalmente sono favorevole al terzo mandato. Ho letto oggi questa sentenza, cioè ho letto la notizia perché poi le motivazioni usciranno nei prossimi giorni. Io la rispetto come sentenza, però credo che sia stata messa in dubbio la specialità della nostra regione, perché le regioni a statuto speciale è noto che abbiano quantomeno il Friuli Venezia Giulia, ma anche se questa sentenza parla del Trentino, competenza esclusiva negli enti locali. Competenza esclusiva in teoria voleva dire che ogni consiglio regionale poteva autonomamente legiferare riguardo il limite dei mandati del presidente. Io credo che un presidente di regione, ma come anche un sindaco, ovunque ci sia, diciamo, l'elezione diretta, non debba essere sottoposto ad alcun limite, perché sono i cittadini che decidono. Visto che siamo in democrazia, io credo che debba essere un principio ben chiaro a tutti. Inoltre, io ricordo che non è previsto alcun limite per altre cariche, penso ai parlamentari, penso al Presidente del Consiglio, che sono dotati chiaramente di un potere più grande di quello di un presidente di regione, anche perché i presidenti di regioni, ma così come anche i sindaci, sono sottoposti a migliaia di controlli, come anche ricordava oggi il presidente Federica. È falsa la notizia quando viene detto che il presidente di regione ha mille poteri per svariate ragioni. Io ripeto, sono contrario, spero che si arrivi ad una riforma a questo punto di livello nazionale, che si trovi un accordo tra i vari partiti della maggioranza per poter dare parole ai cittadini, ma per far decidere anche ai cittadini da chi essere governati, anche perché io parlo per il Friuli Venezia Giulia, il presidente Federica può, cioè, secondo me deve avere l'occasione di correre almeno ancora una volta, poi saranno i cittadini a votarlo. Non è detto che vincerà per forza, perché ricordo che bisogna passare tramite un voto popolare e se i cittadini riterranno che questa amministrazione in questi anni in cui ha governato ha fatto bene, è giusto che il presidente possa ancora continuare a fare il suo lavoro che da come risulta pare essere molto apprezzato non solo in Friuli Venezia Giulia ma in tutta Italia, perché ricordo che certi giornali lo danno come governatore più amato d'Italia, altri lo danno secondo solamente a Luca Zaia che governa in Veneto e terminerà la sua esperienza tra qualche giorno. Quindi spero che dopo la tornata elettorale in Veneto, Campania e Puglia, che sono le prossime regioni che vanno al voto, torni sul tavolo nazionale la questione terzo Perfetto, mandato. perfetto. Francesco, prego.
No, allora, per quanto riguarda il tema del terzo mandato, da un lato capisco la logica di chi sostiene che se un sindaco o un presidente di regione abbia lavorato bene, goda, no, della fiducia dei cittadini, sia giusto che possa ripresentarsi e lasciare agli elettori la libertà di scegliere, quello assolutamente. Però dall'altro lato penso che l'alternanza sia fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni. Cioè restare troppo a lungo al potere rischia di incancrenire certe logiche, di consolidare meccanismi di potere che con il tempo diventano clientelari, quasi basati su pacchetti di voti garantiti, più che su un reale confronto democratico. Questo vale ovviamente per le regioni a trazione centrodestra come quelle di centrosinistra, cioè vale per il Veneto come per il Friuli Venezia Giulia, come vale per la Puglia e Emiliano. E anche per questo penso che il limite dei 2 mandati rappresenti sicuramente una forma di tutela democratica. Quindi se pensiamo anche negli ultimi anni, ma anche recentemente, il risultato dei voti alle regionali era praticamente scritto nel 90% dei casi. Abbiamo pochissime regioni che hanno uno stravolgimento da un punto di vista di cambio, no? Dal centrodestra al centrosinistra. Quindi in definitiva penso che i 2 mandati siano assolutamente corretti. Prego Riccardo. Allora, io trovo un po' una mancanza di rispetto, se vogliamo dire che il risultato delle regionali è già scritto, perché così si va a svilire il ruolo dell'elettore. Io, da elettore, se ritengo che un governatore abbia fatto bene, cioè io devo poter avere la facoltà di scegliere. Poi, ripeto, non sta scritto da nessuna parte che un presidente come un sindaco che corrano una terza volta, come una quarta, insomma, quello che volete sia eletto, deve potersi sottoporre al giudizio popolare, poi decideranno i cittadini. Io credo che in Friuli Venezia Giulia, come dire, le idee siano ben chiare a riguardo e ripeto, spero che dopo questa tornata elettorale, a questo punto inizio 2026, perché ci saranno chiaramente le festività in mezzo, spero che torni sul tavolo la questione del terzo mandato, perché ci sono molte regioni, penso anche al Veneto, dove Luca Zaia non ha potuto ricandidarsi, che insomma nel 2020 è stato eletto con un plebiscito, cioè quasi l'80% dei veneti quella volta gli hanno dato fiducia e sono sicuro che se avesse avuto l'occasione di candidarsi anche questo giro, sicuramente il risultato sarebbe stato pressoché analogo. Quindi io ripeto, spero che questa questione torni sui tavoli nazionali e che si trovi un accordo, una quadra, magari anche coinvolgendo l'opposizione, perché no, per poter dare ai sindaci e ai governatori la possibilità di fare un terzo mandato, anche se io personalmente sono contrario proprio a ogni numero di mandati. Per me, se uno ha i voti ed è apprezzato, può governare tranquillamente tutto il tempo in cui gli elettori diranno che può farlo, ecco. Francesco. No, guarda, onestamente non penso sia assolutamente una mancanza di rispetto, nel senso che il lavoro fatto dalle varie giunte, dai vari governi delle regioni, che sia appunto qui in Friuli Venezia Giulia, ma in tutta Italia, poi viene anche confermato da quello che può essere il candidato presidente successivo. Quindi io onestamente rilevo non come mancanza di rispetto dire che all'interno delle elezioni regionali si vadano a creare tutti quei sistemi veramente clientelari in cui cioè, ovviamente si arriva a veramente pacchetti di voti fissi, cioè con tutti i soldi che si danno alle associazioni, con il consolidamento del potere di una singola persona, i 2 mandati sono veramente una tutela democratica, Bene- assolutamente una tutela democratica. Perfetto, benissimo, allora continuiamo, perfetto come tempismo entrambi, col secondo tema ovviamente, quindi allarghiamoci un po' a livello regionale, visto ovviamente il confronto triestino monfalconese, per cui allarghiamolo un po' a tema ovviamente regionale. Riguardo le politiche giovanili regionali, siete soddisfatti per questi anni da parte delle giunte, delle giunte Fedriga di quanto hanno fatto per i giovani, degli investimenti che hanno fatto, o viceversa, secondo voi, sul tema dei giovani è stato fatto poco o nulla? Prego, Francesco.
No, allora, noi comunque viviamo in una regione che grazie al suo statuto speciale dispone anche di risorse davvero importanti, quindi questo ci permette di avere una serie di agevolazioni che in altre realtà, in altre regioni d'Italia spesso mancano. Penso ad esempio ai contributi per i giovani che vogliono acquistare la loro prima casa, alle borse di studio universitarie, alle opportunità offerte a chi vuole avviare una propria attività. Detto questo, c'è sempre margine di miglioramento, insomma. Credo che la Regione dovrebbe concentrarsi ancora di più su politiche che favoriscono l'inserimento lavorativo dei giovani, non solo con incentivi alle aziende, ma anche creando un collegamento più diretto tra istruzione, università e mondo del lavoro. Una cosa che mi sentirei di aggiungere anche rispetto agli stipendi, no, che rimangono fermi, anche se non penso che questo tipo di maggioranza lo farebbe mai, ma prenderei come spunto la Regione Toscana, che ha approvato una legge che prevede un salario minimo orario di 9 euro l'ora lordi per le aziende che partecipano ad appalti regionali. Questa legge ovviamente è stata impugnata dal governo e ritenuta non pienamente conforme alle competenze regionali, però secondo me sarebbe veramente un grande passo avanti. E inoltre penso che si debba dare grande importanza all'edilizia scolastica. L'edilizia scolastica, soprattutto noi qui a Trieste, adesso non so esattamente bene a Monfalcone, ma a Trieste abbiamo avuto tanti problemi per quanto riguarda l'edilizia scolastica, con tanti crolli, e penso che veramente da quel punto di vista si debba fare qualche passo in più. Prego, Riccardo. Sì, allora io mi aggancio al volo su quello che ha detto Francesco riguardo il salario minimo, valutare, di valutare l'idea di, diciamo, approvarlo anche qua in regione. Allora, il salario minimo non è competenza della regione, è competenza statale ed è già previsto dai vari CCNL il salario minimo, quindi comunque non credo sia un tema all'ordine del giorno questo per la Giunta Federica. Arrivando alle politiche giovanili, la nostra regione, essendo a statuto speciale, come ricordava anche prima Francesco, è una regione che può spendere per i giovani, questo anche grazie al Presidente. E io ricordo alcune misure che ha fatto questa maggioranza, penso alla dote finanziaria per l'autonomia dei giovani, che è una iniziativa che consente alle giovani coppie di accedere a dei prestiti appunto agevolati tramite istituti di credito convenzionati, una misura che secondo me aiuta molto anche quelle che sono le nuove famiglie, quelle che un domani appunto a loro volta creeranno diciamo altre famiglie, insomma è una cosa per i giovani secondo me molto buona, come penso anche alla legge che ha sempre questa maggioranza fatto, che serve a riportare e a trattenere i cervelli, che sarebbero appunto i giovani nella nostra regione. Anche a Monfalcone, come politiche giovanili, come anche tu ben sai Luca, siamo molto all'avanguardia, perché comunque, a differenza magari di come altri dicono, il centrodestra sui giovani investe, è un tema che ci sta molto a cuore. Qua a Monfalcone, come ben sai, abbiamo tanti laboratori all'interno del nostro centro giovani, tra cui avremo anche il tuo, come avevamo anche ricordato scorsa settimana. Abbiamo tanti eventi per i giovani, perché i giovani vanno accompagnati e devono potersi esprimere con l'aiuto anche delle istituzioni, secondo me. Francesco, prego. Nel senso che, No, allora, aggiungendo anche una seconda domanda, se secondo voi servirebbero più consiglieri, anche più assessori, giovani e giovanissimi? Beh, allora, sulla presenza dei giovani in politica non dico che dovremmo mettere, non arrivo a dire che dovremmo mettere le quote rosa, ma quasi, perché sappiamo che l'Italia è un paese comunque molto anziano, però le istanze dei giovani vengono veramente prese poco in considerazione, secondo me. E questo vale sia a destra che a sinistra, non risparmio nessuno, ecco. Rispetto a quello che è stato detto però appunto sulla non competenza delle regioni sul salario minimo, il governo infatti ha impugnato la legge promulgata dalla regione Toscana. È anche vero però che, come c'era stato il tentativo di raccolta firme per il salario minimo negli anni scorsi, il salario minimo andrebbe a rafforzare quelli che sono i contratti collettivi nazionali, perché esistono contratti collettivi nazionali da 5 euro l'ora, quindi io oggi potrei andare a lavorare per 5 euro l'ora. Queste cose qui, sapendo qual è la situazione degli stipendi in Italia e sapendo quanto sia mal redistribuita la ricchezza, sono cose che secondo me fanno
tra l'altro grandi passi avanti verso i giovani stessi, perché se noi andiamo a vedere i paesi europei più importanti, quindi ci metto la Germania, ci metto la Francia, a cui noi ovviamente dobbiamo paragonarci, ma anche la Spagna, tutti questi paesi dispongono del salario minimo, quindi riuscire a imporlo, veramente imporlo, sarebbe dal mio punto di vista un modo estremamente efficace anche per tenere i ragazzi qui, perché ragazzi formati, ragazzi competenti, ragazzi laureati, li vediamo andare via in Italia in generale, ma anche dalla nostra regione, perché pagati male, pagati poco. Quindi secondo me quello da un punto di vista sociale ed economico sarebbe veramente un grandissimo passo avanti. Riccardo, Sì, io rispondo alla tua domanda, Luca, quella che riguarda i giovani. Allora, io parlo per Monfalcone. Monfalcone, come sai anche tu, in Consiglio Comunale in questo momento siamo 3 under 30, quindi comunque è una città, la nostra, a guida centrodestra, che, come detto crede nei giovani, anche perché siamo 3 ragazzi, di cui uno che sono io, consigliere delegato alle politiche giovanili. Abbiamo il presidente del Consiglio Comunale, giovanissimo, che ha solamente un anno in più di me, 27, e il terzo ragazzo è il capogruppo del proprio partito in Consiglio Comunale. Detto questo, c'è ovviamente un problema riguardo i giovani con la politica, perché purtroppo molti non credono più magari alle false promesse che certi politici hanno fatto negli anni, però io credo che il compito di noi politici giovani sia quello di coinvolgere, di farli anche ricredere sul fatto che la politica, se fatta bene, è una cosa bella che aiuta e che può anche, come dire, farti anche nuove amicizie, nel senso, cioè puoi instaurare anche dei rapporti che poi durano negli anni. Il centrodestra, anche ci tengo a dirlo anche qua, crede nei giovani, perché io ricordo che in Veneto abbiamo un ragazzo di 32 anni, Alberto Stefani, che è il più giovane candidato presidente, tra l'altro di una regione importantissima per l'Italia come il Veneto. Questo, ripeto, questo a maggior ragione del fatto che il centrodestra sui giovani investe e ci crede. perfetto, benissimo, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, una domanda ovviamente che vi ho già posto per concludere, ma vediamo un po' se c'è qualche aggiornamento a seconda appunto delle nuove uscite. Parliamo di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia, vediamo un po' se magari volete confermare la risposta che avete dato l'altra volta, volete dare una nuova risposta. Chi vorreste come grande evento, ma non solo come cantante, proprio come grande evento in sé in regione? Se vorreste portare non solo un cantante, un gruppo, ma proprio un grande evento, magari che c'è già a livello mondiale o a livello nazionale, portarlo in Friuli Venezia Giulia, magari anche dove, se avete piacere di dire la location. Partiamo con Riccardo. Allora, io ti direi il nome di un cantante che è già venuto più di una volta in Friuli Venezia Giulia, ma che io non sono ancora mai riuscito ad andare a vedere, che è Ultimo. Mi piace molto come cantante, non sono ancora riuscito ad andare a vedere un suo concerto, ma non appena riprenderà il tour, e spero che verrà in regione, sicuramente andrò a vederlo. Chiaramente io spererei che venisse a Monfalcone, ma non abbiamo un posto così grande da poter contenere tutte quelle persone, quindi Trieste o Lignano, ecco, ma sarebbe più bello Monfalcone, però non abbiamo gli spazi purtroppo. Francesco. Vabbè, come cantante ti dico Vasco, perché Vasco al Rocco me lo vorrei proprio godere. E però, dato che hai detto evento diverso, ti direi, da amante del calcio, Serie A Operazione Nostalgia, che è questo incontro, questo raduno in cui arrivano tifosi da tutta Italia e si invitano vecchie glorie del calcio italiano e si fa una partita. Il Rock è uno stadio meraviglioso, penso sarebbe un grande evento. Credo che Se l'ultima. posso, mi unisco anch'io a quello che ha detto Francesco, perché non ci avevo pensato, secondo me sarebbe un'iniziativa molto, molto bella, Secondo me quindi l'ultima sono partita o la d'accordo. penultima l'hanno fatta a Vicenza, se non sbaglio, se non ricordo male. Io sapevo al sud, Allora la l'ultima di penultima. cui sono a conoscenza sapevo al Ah, sud, allora però la sarebbe penultima a veramente bella Vicenza averla doveva qui. essere, che doveva esserci anche Anche Roberto perché qui a Baggio. Trieste che tifano tutti Juventus, Inter e Milan, sarebbe una...
oltre allo zoccolo duro dell'Unione farebbe tanta, tanta roba, secondo me. Beh, insomma, vediamo un po' se, se ci sentono a livello regionale per organizzare, perché effettivamente le location dove farle evidentemente non mancano, perché gli stadi grandi, insomma, sono numerosi. Vedi, ad esempio, Trieste e Udine, che hanno comunque 30.000, 25-30.000 persone, comunque avrebbero comunque un bacino assolutamente importante. Perfetto, vi ringraziamo per essere stati con noi. Riccardo Brigante, consigliere comunale con delega ai giovani del comune di Monfalcone, Francesco Spanghero, coordinatore giovani del Movimento 5 Stelle a Trieste. Grazie ragazzi, e noi ci vediamo fra qualche minuto con il presidente di Federalberghi Trieste per parlare di turismo a Trieste ora e nelle festività. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie Ciao Luca, Luca, grazie grazie ancora. Riccardo.